in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccomi qua puntuale con la trasmissione Sportello Pensionati. Sono Sola Soletta oggi in studio, abbiamo raggiunto i nostri ospiti via Skype. Ve li presento subito, Giuseppe o Pino, poi vedremo come chiamarlo durante la trasmissione. Giuseppe De Martino, che è presidente dell'Adiconsum del Friuli Venezia Giulia. E una vecchia conoscenza della nostra trasmissione, Angelo Tiussi, FNP Palmanova Cervignano, agente sociale. Buon pomeriggio a entrambi, come state? Mi sentite? Così proviamo anche i microfoni, proviamo a parlare a distanza. Sentiamo forte e chiaro. Mi sentite bene? Con chi comincio? Comincio con Giuseppe. Con Giuseppe De Martino, che abbiamo detto essere presidente dell'Adiconsum del Friuli Venezia Giulia. Intanto vediamo un attimo la nascita, parliamo della nascita di Adiconsum, anche se ha partecipato qualche responsabile di Adiconsum più di qualche volta anche alle nostre trasmissioni. Quindi sentiamo da Pino. Come preferisce che la chiamiamo, Giuseppe o Pino in trasmissione? In Friuli Venezia Giulia mi chiamano Pino, in privato. Sono più abituato a Pino, ecco. È più abituato a Pino, bene. A Pino, sì. Allora, parliamo di Adiconsum, Pino. Anche il fatto di rappresentare questa associazione di consumatori. Sì, noi siamo, oggi siamo ospiti dei pensionati perché anche noi facciamo parte della grande famiglia della SISL. Infatti Adiconsum è stata fondata nel lontano 1989, è stata promossa, fondata dalla SISL. Dopodiché, mano a mano, si sono aperte, diciamo, sedi territoriali in tutta Italia. E per quello che ci riguarda, noi siamo presenti in tutte quante le sedi principali della SISL, nell'ambito, diciamo, della regione, e abbiamo anche alcuni recapiti in sedi territoriali, qualcuno proprio dell'FNP, qualcuno di altre strutture, diciamo, della SISL, e tentiamo in qualche modo di stare vicino ai consumatori. Noi ovviamente il nostro primo obiettivo è quello di dare una mano alla gente, perché possiamo essere pensionati, dipendenti, liberi professionisti, casalinghe, studenti, ma tutti quanti siamo consumatori, e quindi prima o poi può capitare qualche piccolo o grande problema per il quale magari c'è bisogno di un aiuto, e noi con i nostri colleghi che sono presenti tutti quanti in tutte le strutture, diciamo, territoriali, cerchiamo di dare questo aiuto. Ecco, questo molto brevemente il tipo di attività che noi svolgiamo, che è abbastanza la vostra articolata. mission in sostanza. Ecco, io direi di parlare anche, prima però sentiamo Angelo. Angelo, tutto bene? Come va? Ci sono novità per quanto riguarda l'FNP nel Palmarino? Come agente sociale c'è abbastanza lavoro per noi, oltre all'informazione, anche alle telefonate che ci danno come supporto, che noi, diciamo così, manteniamo con grande garbo, che insomma ci arrabattiamo abbastanza. Ecco, Angelo, scusa, io mi ricordo che ti sei lamentato in trasmissione dicendo che si fa fatica a trovare volontari. Siete riusciti a trovarne nel Palmarino e nel Cervignanese? So che li stavi cercando, che hai bisogno di supporti, di nuove forze. La Anna Pignata ha trovato uno, ma è ancora in dialogo con lui. Che non è facile ad una certa età entrare dentro diciamo così, nei meandri di questa situazione, dove ci si deve mettere un po' in mostra, diciamo così, in difficoltà anche con imparare e mettersi in contatto con l'utenza
di quello che lei desidera, o che noi possiamo dare qualche spiegazione. Eh sì, perché dovete dare delle indicazioni, se non altro, perché così i consumatori, gli utenti sanno dove rivolgersi e a chi rivolgersi. Voi fate così, conducete per mano in sostanza. Sì. Ecco. Sì. Ecco, tornerei un'altra volta a Pino. Parliamo di questo progetto nuovo appunto di Adiconsum, un progetto che coinvolge la CISL, il progetto Covid. Sì, che ha tante sfaccettature, tra l'altro, no? Che abbiamo attivato in questi mesi, e l'abbiamo attivata insieme con Federconsumatori. Noi e Federconsumatori siamo attualmente siamo le uniche due associazioni riconosciute dal Ministero e anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e per questo possiamo partecipare, diciamo, a bandi, a progetti che nel corso dell'anno possono essere finanziati o dalla Regione direttamente o per conto del Ministero attraverso la Regione. In questo momento abbastanza particolare, che è collegato purtroppo alla pandemia, abbiamo, diciamo, attivato due progetti che sono tra loro collegati e che sono un pochettino, diciamo, di sostegno a tutte quelle che sono le conseguenze, ovviamente non di carattere strettamente sanitario, ma sulla vita quotidiana rispetto alla vicenda del Covid. Ed in particolare abbiamo ritenuto opportuno cogliere l'occasione che ci veniva data da questo bando del Ministero per poter fare anche noi un servizio di sostegno rispetto al problema del Covid, un sostegno di carattere psicologico. Cosa vuol dire? Noi abbiamo praticamente attivato due strade. C'è una strada che è, diciamo, un pochettino la più moderna, cioè utilizziamo questi strumenti che stiamo utilizzando anche in questo momento, parlandoci tra noi, per poter mettere in condizione l'utente di avvicinarsi alle problematiche conseguenti, diciamo, alla pandemia, problematiche soprattutto di carattere psicologico, e di avere possibilmente qualche come dire, indicazione. Questo può farlo entrando in un portale che è all'interno di un sito che si chiama Consumatori FVG, che sarebbe il sito utilizzato sia da noi a Adiconsum sia da Federconsumatori per tutte quante le attività che noi facciamo a livello regionale insieme. All'interno di questo sito c'è una specifica, diciamo, casella nella quale c'è il discorso, l'approccio, diciamo, al sostegno psicologico, e nelle settimane che verranno, sono già caricati alcuni video, ma nelle settimane che verranno mano a mano continueremo a caricare dei video che hanno a che vedere con questo tema. Quindi l'utente interessato che ha qualche problema, vuole avere qualche suggerimento per, come dire, per esempio se ha problemi di ansia o questioni di questo tipo qua, comincia a vedersi queste video lezioni, chiamiamole, e ha suggerimenti, come dire, per poter gestire al meglio la situazione. Questo è un canale. L'altro canale è quello addirittura di un rapporto diretto, cioè la dottoressa Farris, che è la psicologa, psicoterapeuta che è dietro a questa operazione, si è resa anche disponibile sia con contatti via mail, chat, eccetera, sia addirittura, se necessario, ovviamente per telefono, sia se per caso è necessario anche con contatti diretti, per poter dare a mano eventualmente alle persone che hanno di questi problemi. Quello ecco, Pino, toglimi una curiosità. Ecco, le persone chiamano con fiducia, perché noi abbiamo fatto l'esperimento per un mese con la rubrica Linea Rossa, quindi tutti i giorni in diretta, però ho visto che le persone fanno fatica a telefonare, a parlare dei loro problemi psicologici. Da voi, molto probabilmente perché è più facile mantenere l'anonimato, non si sente in pubblico la loro voce, comunque si rivolgono a questo servizio le persone? Ripeto, noi l'abbiamo appena attivato, quindi è una settimana che l'abbiamo presentato, abbiamo fatto la conferenza stampa l'altra settimana, e quindi adesso vediamo come va. Ma proprio il tentativo che abbiamo fatto, come dire, quello che noi volevamo che succedesse è successo, nel senso che per quello che ci riguarda come associazioni, i nostri colleghi che sono agli sportelli danno tutte le informazioni necessarie per poter accedere a questo servizio.
abbiamo anche volantini, se non sbaglio ne ho anche mandato qualcuno, se magari la regia lo riesce a far vedere. Lì ci sono i numeri di telefono, gli orari e tutto quanto il resto, ma il rapporto, questo lo tengo a precisarlo, non è tra l'utente e l'associazione, sarà direttamente tra l'utente e la psicologa. Sempre che non utilizzi per curiosità, per vedere come funziona, eccetera, il portale, lì si deve registrare ovviamente con tutte le attenzioni dovute alle questioni di privacy e tutto quanto il resto, e l'utente si registra ed ha accesso, settimanalmente caricheremo, come dicevo prima, una serie, diciamo, di video, ce ne sono già alcuni, e vede un attimino se questa cosa può aiutarla o meno. Quindi questo, diciamo, è il tentativo che stiamo facendo. Ripeto, è neanche una settimana che siamo partiti, non so... Sì, è ancora troppo presto per poter tirare le somme, in sostanza. Mi risulta che, almeno per quello che abbiamo visto nella promozione che abbiamo fatto, poi anche parlando con colleghi, amici, eccetera, la cosa sembra interessante e molto gradita, perché è un momento abbastanza delicato. Tengo anche a precisare che tutta questa operazione non la stiamo facendo in concorrenza con nessuno, anzi, cioè noi vogliamo dare un ulteriore supporto a tante iniziative che già si stanno facendo, e noi prima di partire con questa iniziativa, ovviamente, siccome anche in qualche modo su questo è coinvolta la Regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo chiesto anche il nulla osta dei servizi che hanno accettato ben volentieri che anche noi in qualche modo ci impegnassimo su questo. Però diciamo che è un lavoro complementare rispetto al grande lavoro che stanno facendo adesso i servizi sanitari, servizi sociali, pubblici e tutto quanto il resto, ci mancherebbe altro. Sentiamo Angelo. Angelo, ci sono delle novità, delle scadenze? Prima di dare il via alle telefonate, così sentiamo un momento, no? Diamo un po' di notizie di servizio. Sì, come ho accennato anche a lei prima, anche il mese di maggio daranno l'anticipo delle pensioni ai pensionati, insomma, e le poste hanno già predisposto diciamo così, le linee per andare per alfabeto a prendere la pensione, come sempre nei propri posti postali, insomma. Poi c'è una nota della CISL riguardo alla, come si dice, alla firma elettronica per le persone disabili che non possono essere presenti come se negli uffici. C'è una nota che leggo così sporadicamente, dove l'INAS Digital ha ideato questa firma elettronica qualificata. In questi difficili mesi il nostro patronato INAS ha continuato ad essere un presidio importante per la comunità, e con la rete dei sindacalisti disposta nei servizi ha sempre mantenuto un'azione di tutela e di ascolto. Proprio in una situazione di disagio come ha creato il Covid e ha dato un profondo cambiamento, durante la pandemia i patronati hanno fatto delle prestazioni consuete, raccogliendo delle domande con il mandato a distanza, regolarizzando poi successivamente queste pratiche, dando un po' di lavoro in più a tutto l'apparato. Ma durante questa situazione... Angelo, chiedo scusa, possiamo farci una piccola pausa per la pubblicità? Ci ritroviamo tra qualche istante, così poi continui. Io darei a questo punto anche il via alle telefonate 0432 5735 17 oppure sms al 393 186 1551. Rimanete con noi, ci vediamo fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio. Stavamo parlando con Angelo
Tiussi dell'FNP di Palmanova e Cervignano. Quindi Angelo, ci stavi dando delle note di servizio e ti ho interrotto per andare in pubblicità? Sulla firma elettronica Sì. qualificata per quelle persone disabili che non possono venire direttamente agli uffici INAS, in maniera anche loro di dare questa possibilità. E come ho detto prima, c'è stata tutta un'azione di accordo con i sindacalisti e le categorie per poter dare una mano all'INAS in questo momento. Nella fattispecie, anche in questo contesto, è nata la necessità di poter costruire una piattaforma in grado di mettere a disposizione delle persone la possibilità di firmare il mandato e i documenti da inviare all'istituto in previdenza in forma digitale. Questa è stata una idea che è andata avanti e nelle scorse settimane la piattaforma è stata consegnata e con una sperimentazione e per vedere la validità, l'efficacia e la sostenibilità giuridico-informativa. Questo ha dato la possibilità ad una nicchia, diciamo così, per una specifica situazione, ampliando questo ruolo sociale, dando la possibilità a queste persone di poter entrare negli uffici tramite questa formula e dare, diciamo così, e usufruire del servizio. L'INAS e la CISL consegnerà, cioè darà, per queste ragioni, darà, diciamo così, un risultato e intendono ampliare la sperimentazione anche sulla base delle scelte assunte alla conferenza organizzativa nazionale che provvederà a dare la gratuità all'iscritto e con un obolo agli altri utenti. Questa è la valutazione che la CISL e l'INAS daranno in seguito tramite il presidente dell'INAS Gianluigi Petteni e il nostro presidente e segretario generale Luigi Sbarra. Questa è la sintesi di una novità che sta andando avanti. Certo. Per queste persone. Intanto qui sono arrivate, hanno cominciato ad arrivare messaggi. Stai ben attento, Angelo, perché penso che debba rispondere tu, a meno che non subentri anche Pino De Martino. Classe 63, inizio lavoro nel 79 e praticamente non sono stati versati i contributi. Come recuperarli? 2020 per cassa integrazione, mancano 7 settimane. È possibile recuperare? Sì, se ci sono le condizioni e l'azienda esiste, si può recuperare. Ecco, e in che modo? Cosa deve fare? Deve venire al patronato? Deve venire dove? Se ha delle buste paghe relative al periodo, che certifichi che lui ha lavorato. E quindi poi si fa la domanda. Certo. Di mettere insieme e vedere se c'è questa possibilità, altrimenti c'è la denuncia all'azienda, no? Che non ha versato. Scrivo per chiedere un'informazione. Se è possibile riscattare i 5 anni della scuola professionale di Stato. Grazie Carlo da Palmanova, quindi è una persona che gira dalle tue parti. Angelo. Questo è un problema che avevo già sentito. Allora, c'è una legge che però è stata data solo agli infermieri. Loro lavoravano e andavano a scuola e al lavoro. Gli pagavano i contributi. La scuola invece, secondo da quanto io ho letto, faceva il libretto solo per, come si dice, per l'INAIL, non pagava contributi. E quindi? Questo è il problema. E quindi non può riscattare nulla in sostanza?
io ho fatto le professionali, avevo un libretto INAIL solo per non farmi male che se succedeva qualche cosa. Non ho potuto riscattare perché non c'è niente dietro. Io non ho messo a frutto la mia qualifica direttamente sul lavoro, mentre diciamo così, gli infermieri hanno questa facoltà. Altro non so dire perché sarebbe importante che venga al patronato dove sarà, diciamo così, accolto e si vede bene la situazione, perché è difficile questo modello. Ecco, adesso ci trasferiamo invece da Pino dell'Adiconsum, che ricordiamo essere presidente dell'Adiconsum del Friuli Venezia Giulia, Pino De Martino. Parliamo del progetto. Prima abbiamo visto questo nuovo progetto insieme alla CGIL, praticamente, CISL e CGIL, no? Insieme, Adiconsum. Sì, Federconsumatori fa e Federconsumatori, no? Ecco, abbiamo parlato appunto di questo sportello anti-stress, questo sportello dedicato appunto ai disagi del Covid. Però avete anche un servizio, un progetto attivo, consumatori in prima linea. Sì. Parliamo anche di questo, sì, di che cosa diciamo che, avete cominciato a occuparvi. È sempre collegato, diciamo, come tematiche alle conseguenze, diciamo, della vicenda Covid. Per capirsi, come ormai è chiarissimo, con questa questione delle chiusure degli esercizi commerciali c'è stata una spinta grandissima rispetto al mercato su internet, no? La possibilità chiamiamolo e-commerce, no? Si chiama e-commerce. Sì. E anche c'è un utilizzo molto più importante anche di altri servizi, a cominciare da quelli bancari. E qui si sono aperte due questioni. Noi siamo purtroppo ancora una nazione che è un pochettino indietro rispetto a queste tematiche, non siamo abbastanza preparati. Quindi abbiamo dovuto gestire, inventandoci, sto parlando come utenti normali, ecco, questo tipo di esigenze, quindi andare in un mercato che probabilmente non conoscevamo, utilizzare strumenti rispetto alle banche che fino a un attimo prima non avevamo utilizzato, perché utilizzavamo gli sportelli fisici e tutte queste cose. Certo. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che ci si sono infilati i soliti furbi, nel senso che, come è noto, perché è cronaca quotidiana, ne abbiamo sempre qualcuna nuova, le truffe ce ne stanno a valanghe. Allora noi nell'ambito dei due progetti, che ripeto sono abbastanza collegati, ma nello specifico quello che veniva richiamato adesso, con i nostri sportelli cerchiamo anche di fare, oltre che assistenza quando ormai il fattaccio è capitato, anche di fare, come dire, formazione, informazione. Adesso c'è tutta la vicenda dello SPID, e penso che ne abbiate già parlato più di una volta. Certo, ne abbiamo parlato spesso, sì, dello SPID. Sono tutti quanti strumenti ai quali dobbiamo, gioco forza, abituarci, però per abituarci dobbiamo anche saperli utilizzare e cogliere quelle che sono le opportunità, perché è ovvio che probabilmente un conto corrente utilizzato online in termini di costi costa di meno che un conto corrente utilizzato con una banca, diciamo, tradizionale. Molto spesso, se uno va a acquistare anche con grossi, parliamo di Amazon piuttosto che di altri portali grandi, si rende conto che spesso e volentieri ci sono dei costi che sono inferiori rispetto a quello che trova diciamo nel negozio vicino, al di là del fatto che col problema delle chiusure, aperture eccetera è molto più comodo, è più come dire facile avere il corriere di turno che ti porta la merce a casa piuttosto che dover uscire con tutte le complicazioni che ci sono. Però questo può comportare dei problemi e ce ne sono a iosa dei problemi. Quindi noi con quest'altro progetto stiamo cercando di fare per quello che ci compete, ma questo è già un lavoro che abbiamo iniziato parecchi anni fa. Infatti se si va sul sito che richiamavo prima, Consumatori FVG, sì, si trovano anche altri lavori che abbiamo fatto, perché oltre a SC Video, per esempio, ci sono moltissime brochure, guide informative, che parlano proprio di queste cose, di come approcciare questo tipo di problema
che deve essere colto, valorizzato, non bisogna aver paura. Certo che poi se nasce il problema, se c'è la truffa, siamo di nuovo lì per dare una mano, però sarebbe meglio sempre chiudere la stalla prima di far scappare le mucche. Questa è la filosofia che ci porta avanti. In e effetti. quindi Stavo proprio sì, leggendo progetto consumatori in prima linea, no? Educazione al consumo sostenibile, economia circolare, mobilità sostenibile, commercio, transazioni online ed economia digitale. Questi i 3 punti di forza in sostanza del progetto. sì. E come ha detto giustamente, c'è anche il discorso dell'economia circolare. Anche su questo, come sapete, c'è un'indicazione molto forte da parte anche del governo di fare in modo di andare verso questo, cioè cercare di sprecare il meno possibile, cercare di valorizzare le risorse che non sono infinite, e anche su questo abbiamo diciamo, in piedi delle iniziative anche per sensibilizzare anche su questo tema, diciamo, gli utenti. Però questo è già un tema, come dire, sembra lontano, no? Cioè Sì, la sembra truffa lontano, ma da un momento fino a un certo all'altro. Questo punto. sembra un tema lontano, ma dobbiamo abituarci anche a questo. Cioè, a cominciare dal discorso dei rifiuti. Noi per fortuna, con tutti i limiti che abbiamo nella nostra regione, siamo in una situazione abbastanza tranquilla, ma avete visto cosa succede a Roma? Basta che chiude una discarica per 2 giorni, che è la fine del mondo, cioè, e quella è la capitale d'Italia. Cioè, noi non possiamo più permetterci questo tipo come dire, di filosofia, di atteggiamento. Io faccio sempre un esempio. Spesso e volentieri, invece di chiederci quanta roba buttiamo via quando vengono a raccogliere la differenziata, dovremmo cominciare a pensare a quanta roba portiamo a casa quando andiamo a fare la spesa. E c'è il problema, diciamo, degli imballaggi, tutte queste cose qua. Ebbene, banalmente questo è un pezzo di economia circolare, molto banalmente. Il riuscire a fare una raccolta differenziata corretta è economia circolare, perché mettiamo in condizione il resto della filiera di andare a recuperare cose che stanno diventando sempre più preziose. Quindi questa è la filosofia che cerca in qualche modo di portarci avanti. Ripeto, fermo restando che poi quando nascono problemi grossi siamo anche lì anche per quello, ma preferiremmo prevenire che combattere, ecco. Bene, ci facciamo un'altra piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Abbiamo un messaggio. Buonasera, sono una signora con 40 anni lavorativi in settembre, ho 56 anni. Quando vado in pensione? Angelo, questo è tema tuo. Se ha per le donne per la anticipata 41 anni e 10 mesi, altre forme, se vuole l'opzione donna deve avere almeno i 35 anni. Beh, ma lei ne ha 40 anni lavorativi. Lei ha 40 anni lavorativi e in settembre ha 56 anni, quindi quando può andare in pensione? Sì, 41 anni e 10 mesi, fra 41 anni e 10 mesi. Quindi ancora poco meno di 2 anni in sostanza. Poco meno di 2 anni. Rimanendo sempre nel 2026, questa pensione non ha speranza di vita, cioè non va su un mese all'anno. Lo può fare, quindi rimane tale. Sì. Angelo, dovresti parlarmi anche di altri provvedimenti. Stavo vedendo qui delle indicazioni, la cancellazione ad esempio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Ma ecco saranno... qui una slide. Sì, ma saranno proprio tutte cancellate effettivamente? C'è scritto che l'articolo 4, cioè l'articolo 4,4 sì, del decreto sostegni stabilisce l'annullamento automatico dei debiti che vanno importi residui fino a 5.000 euro sì, alla data dell'entrata in vigore del provvedimento, e cioè ossia il 23 marzo. 23 marzo 2021.
i debiti di 5.000 euro devono essere comprensivi di capitale, interessi e sanzioni. Il debito deve essere stato affidato all'ente creditore, all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La cancellazione, le modalità in automatico verranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto 23 marzo 2021, quindi presumibilmente dal 23 aprile 2021. Quindi la sospensione della riscossione dei suddetti debiti, sta scritto in questa, il decreto del Ministero dell'Economia stabilirà anche fino a quando si protrarrà la sospensione dei debiti residui fino a 5.000 euro ancora in essere alla data del 23 marzo. Quindi sono situazioni che dovrà andare nelle parti più indicate, perché io ho letto una slide qui, però in sostanza non sono l'addetto in questo. Certo, non lo so. però almeno hai dato delle indicazioni, quindi conviene andare a prendersi un po' di informazioni in maniera diretta allo sportello vostro. Io volevo segnalare anche delle truffe e quindi parlare con la Adiconsum. Ad esempio qui INPS, ennesimo tentativo di truffa in rete, dati sensibili. Che cosa è successo? Che continuano da parte dell'INPS gli avvisi ai cittadini di possibili tentativi di truffa ai loro danni tramite email di phishing. Vediamo un attimo chi mi parla velocemente, perché mancano 3 minuti alla chiusura della trasmissione. Pino o Angelo di questa truffa? Può essere Pino che è più addentrato. Ecco, allora sentiamo da Pino che mi spieghi. Allora, sì. Questo tipo di truffa è simile anche per quello che riguarda le banche e la posta, cioè il meccanismo è lo stesso. Ti fanno credere che l'istituto di turno, in quel caso lì era stato segnalato l'INPS, ma potrebbe arrivare da Intesa San Paolo, dalle poste italiane, eccetera, che il tuo rapporto ha qualche tipo di problema e ti chiedono i tuoi riferimenti, password, codici, robe di questo tipo, no? Facendo questa operazione qua praticamente ti metti nelle mani del carnefice, perché gli dai i tuoi dati particolarmente sensibili e può fare operazioni rispetto al tuo conto in banca, addirittura qualcuno proprio gliel'hanno completamente azzerato il conto in banca. Quindi una cosa assolutamente da non fare è quella di dare dati, cioè nel momento nel quale arrivano queste mail, intanto non scaricare allegati, perché ci potrebbero essere, diciamo, dei virus che poi entrano nel sistema. Seconda questione, assolutamente non dare dati, perché l'INPS i vostri dati li ha, la banca i vostri dati, essendo voi clienti, li ha, la posta i vostri dati li ha, non ha bisogno una seconda volta di questi dati. Quindi già questo potrebbe far pensare che sotto c'è qualcosa che non funziona. Poi diventa complicato andare a spiegare alla banca di turno che siete, come dire, incappati in buona fede in questa situazione, perché è delicata la questione, non è semplice, è risolvibile, ma non è semplice, perché un conto è essere defraudati perché uno entra a mia insaputa, altro conto se io addirittura gli do le chiavi di casa. Quindi attenzione, generalmente questo tipo di comunicazioni sono comunicazioni truffaldine, non andategli dietro, perché non è che vi chiama l'istituto, ha tutto, non ha bisogno dei vostri dati, quindi attenzione. Bene, siamo giunti al termine della trasmissione, non posso fare altro che ringraziare Giuseppe Pino De Martino, che è presidente dell'Adiconsum del Friuli Venezia Giulia, e salutare anche e ringraziare per la sua partecipazione anche Angelo Tiussi dell'FNP di Palmanova e Cervignano. Ricordiamo che Angelo è anche agente sociale. Bene, grazie per essere stati con noi, grazie a voi per la partecipazione e noi con lo Sportello Pensionati ci vediamo mercoledì prossimo, sempre in diretta dagli studi di Telefriuli. L'appuntamento è alle 18:15. A mercoledì, arrivederci.
collaborazione con FNP CISL Udine.